Allora, per quanto riguarda il liquid feedback, solo degli attivisti oppure dei cittadini? Per non tornare su una spirale che praticamente sarebbe senza nessun tipo di soluzione di continuità, dovremmo anche stabilire i tempi entro i quali sul liquid feedback fare le proposte, per esempio 3 giorni, una settimana di tempo, in modo tale da essere snelli su questa piattaforma e non rischiare che la democrazia partecipata limiti la nostra possibilità di essere incisivi proprio nel momento della votazione finale. E anche il tempo attraverso il quale votare le proposte, ripeto, 3 giorni, una settimana. Se noi andremo una volta appunto fatta questa sorta di sondaggio qui tra di noi, per alzata di mano, in qualsiasi altro modo, dopo aver ascoltato gli ultimi interventi, potremo mettere su piattaforma regionale sessione sondaggi in maniera democratica e partecipativa quello che noi decideremo, cioè se ammettere solo gli attivisti sul liquid feedback o ammettere anche i cittadini. Ogni meetup quindi dovrebbe certificare quella determinata persona come attivista secondo dei criteri specifici e dovremmo anche decidere proprio in virtù di questo se è più sicuro dare la possibilità di votazione agli attivisti certificati oppure aprire anche i simpatizzanti, perché sappiamo che un sistema implode quando diventa un sistema poi troppo chiuso. A lungo termine potrebbe trasformare il nostro movimento da movimento aperto in oligarchia non più partecipativa. Quindi possiamo far vedere, se sono stato sufficientemente chiaro al tavolo, i vari interventi, così ci chiariamo e alla fine dovremo prendere secondo me una decisione proprio in virtù di questa che è la scaletta di quello che dovremo fare da qui a 3 giorni, una settimana, attraverso il sondaggio regionale. Buonasera a tutti, Alberto Laspada di Messina. Vi do comunicazione di quanto ha deciso il meetup provinciale di Messina, che si è riunito ieri per parlare in merito agli argomenti dell'ordine del giorno. In merito a questo argomento è tutto molto simile a quanto hai appena accennato tu. Ora, scusate, io non mi sono presentato, ho fatto caso, Angelo Intopra, meetup a Cilena. Ok, perfetto. Dirò la posizione del meetup di Messina, poi farò una domanda in merito a quello che hai detto. C'è la necessità che il team di liquid feedback sia funzionale, quindi realizziamo in 2 persone per provincia un numero congruo per tale scopo. Stiamo parlando ancora di liquid feedback e subito dopo della divisione fra attivisti e okay. Il cittadino che aspira a registrarsi sul liquid feedback deve compilare un form dove è presente l'informativa della privacy. In più, uno dei 2 referenti provinciali del team di liquid feedback si occuperà di contattare l'organizer del meetup per verificare l'effettiva presenza e la fiducia in questa persona. Nel caso di un meetup sarà l'assemblea provinciale a pronunciarsi. Mentre per quanto riguarda la figura dell'attivista, intanto in merito al discorso di chi fa votare sul liquid feedback se simpatizzanti o attivisti, ho detto facciamo un sondaggio e lo mettiamo sul meetup. E quel sondaggio chi vota? Gli attivisti o i simpatizzanti? Già partiamo con un vizio di forma dal mio punto di vista. Per quanto riguarda la divisione fra attivisti e simpatizzanti, sempre vi ricordo queste sono le conclusioni del meetup provinciale di Messina, che io sono qui in questo momento sono in qualità di portavoce. C'è la necessità di definire in modo chiaro la figura dell'attivista. Riteniamo altresì che tale definizione debba essere univoca per tutta la Sicilia, come dicevi prima. Sul meccanismo di questo regolamento l'Assemblea ritiene che unitamente al possesso dei requisiti, cioè mezzi di attivismo, partecipazione a riunioni e eventi, sia fondamentale che il futuro attivista abbia la fiducia degli attivisti attuali. Questo per un puro spirito di autoconservazione e non per creare una lobby di attivisti. In merito al meccanismo delle cariche, l'Assemblea ritiene che il referente provinciale debba essere eletto dai meetup della provincia in assemblea e che egli rimanga in carica per 1 anno. Stesso meccanismo va applicato per l'elezione dei membri dello staff di liquid feedback. Sostanzialmente, già adesso, ma da sempre, esistono i gruppi dei membri attivi. I gruppi dei membri attivi sono quelli che hanno diritto al voto. I nuovi facenti parte dei gruppi di membri attivi saranno decisi sulla base di criteri oggettivi quali la presenza, le riunioni, eccetera, ma
soprattutto sulla base della fiducia che gli attuali membri attivi avranno nei confronti di questa persona. Questa è la proposta del meetup provinciale di Messina. Di Silvestro? No, io dicevo che paradossalmente noi siamo più bravi a votare, o meglio a discutere virtualmente che non di presenza. E noi penso di condividere il pensiero di tutto il gruppo di Augusta. Pensiamo che comunque a votare nelle quick feedback dovrebbero essere solo gli attivisti aventi diritto al voto, proprio per evitare cavalli di Troia, che è una cosa importantissima questa. Dici, ma come fai a capire chi manda un'iscrizione, una richiesta di iscrizione al quick feedback e a sapere se è un attivista o meno, quindi non avente diritto al voto o meno? Noi crediamo che sia semplice, basta che al momento in cui il coordinatore del quick feedback riceve una richiesta di iscrizione, invia un'email di conferma fiducia o meno all'organizer dei vari meetup, quindi del meetup di referenza, e gli si dà il sì o il no, così sappiamo se realmente è un attivista reale o meno. Tutto qui, grazie a tutti. Una domanda, potete rispondere. Vai. Non si può fare una doppia lista, cioè di attivisti e di esterni, in modo da non chiudere e neanche aprire troppo e dare la possibilità agli attivisti di vedere cosa pensa il resto del paese. Questo potrebbe essere un'altra delle proposte messe sul meetup regionale nella zona sondaggi, però dal mio punto di vista, se dobbiamo essere anche rapidi, per quello che è stato il punto 3 portato al punto 1, cioè le decisioni condivise, dobbiamo avere anche, dal mio modesto parere, delle decisioni che siano tecnicamente velocissime per poter decidere questo. Fare un doppio binario è utile, però dal mio punto di vista utilissimo, però procrastina le decisioni che poi i nostri rappresentanti dovranno portare all'atto. Allora, per quanto riguarda l'ID feedback, noi dobbiamo capire che il fondamento del nostro movimento. Riunioni come queste sono obsolete se devono prendersi delle scelte, ovviamente sono molto belle se vogliamo condividere del tempo assieme, vogliamo conoscerci, quello che diciamo è comodo fare per fare gruppo. La base del movimento dovrà essere fatta come fondamento sull'ID feedback, però non dobbiamo fare i singoli, diciamo i meridionali facciamo e come diceva il Signore, secondo mia proposta, ci devono essere delle password, diciamo, oppure due livelli, uno per gli attivisti, per scegliere, fare delle mozioni, delle proposte, delle scelte per i nostri canoni, per i nostri argomenti, e uno un po' più aperto, quindi con un'altra password, con un altro livello. Mi sono informato, non so se c'è Tommaso Surro in giro, per esempio, qualcuno dice non serve avere una seconda password, per esempio, serve avere un secondo livello, in modo da poter definire quello che diceva il Signore, cioè quello che dicevi tu. Uno, argomenti canonici per solo attivisti, perché sappiamo come si svolgono tutti i passi per arrivare all'argomentazione, perché l'abbiamo costruita assieme, e uno soltanto per sapere se dobbiamo fare il ponte sullo stretto, allora può intervenire, eccetera. Va bene. L'autorizzazione da parte dei meetup, io credo che sia utile che lo scelga il meetup intero come riunione in assemblea, non soltanto un delegato, perché credo che sia importante che ognuno controlli l'altro, e solo il meetup, lasciamo stare il comunicato 53 che già poteva essere inserito in questo discorso di scelta da parte del meetup, ma deve essere, dovrebbe essere invece l'assemblea che testimonia all'organizer del liquid feedback se quella persona è effettivamente un attivista oppure no. C'è una proposta che appunto Claudia voleva fare, invito lei a venire, che è una proposta mediana ed è per certi aspetti anche pratica rispetto a quello che diceva il nostro amico. Allora, a prescindere dalla decisione che dobbiamo prendere tutti insieme se fare votare o meno sull'ID feedback gli attivisti cittadini, questa cosa, rispondo ad Alberto, cioè in questo momento si deve trovare un modo, un mezzo, che sia il sondaggio del meetup regionale o un'altra piattaforma dove scegliere, perché altrimenti in questo momento ci incartiamo sul chi decide chi, non sul chi decide cosa, cioè sembra proprio un cane che si morde la coda, chi decide chi
vota, cioè da qualche parte dobbiamo iniziare, che sia ad esempio propongo il meetup regionale tramite la funzione sondaggi, ma da qualche parte dobbiamo iniziare a votare come votare. Per quanto riguarda i cittadini, rispondo a te. Nella prima riunione che abbiamo fatto noi eletti, quando abbiamo elaborato la proposta per quanto riguarda le commissioni parallele, tra i mezzi di partecipazione avevamo anche pensato al dare la possibilità ai cittadini tramite il nostro sito internet di inviare le proprie proposte, quindi sul sito www.sicilia5stelle.it si realizzerebbe una pagina con scritto partecipa dove verranno elencati due modi per partecipare. Uno, il feedback, quindi spiegare come si utilizza e come si hanno le credenziali. L'altro, manda la tua proposta, che potrebbe servire a tutti i cittadini che magari non vogliono oppure non possono utilizzare il feedback nel momento in cui noi dovessimo decidere di non dare l'opportunità a tutti di partecipare, però potrebbero mandare la propria proposta. Queste proposte verrebbero prese, mandate sul liquid feedback e poi sarebbero ad esempio gli attivisti a valutarle, a filtrarle. Quindi questa potrebbe essere una proposta. Poi un'altra proposta, ho 10 secondi, allora non arrivo a fare l'altra proposta, non è inutile, però magari la scrivo su Facebook. Va bene, questa le regole le diciamo poi. no, perché ovviamente è giusto rispettare le regole. No, a pranzo con i ragazzi di Bagheria Salvatore abbiamo elaborato una proposta nel caso in cui si decidesse di fare votare tutti i cittadini. Se si devono fare votare i cittadini, siccome il pericolo qual è? Dei famosi cavalli di Troia, le persone che infiltrate, allora questo problema si potrebbe solvare creando dei filtri di entrata delle proposte. Quindi come si potrebbe fare? Si manda una proposta, questa proposta potrebbe essere filtrata da un gruppo legale, come noi abbiamo pensato di fare le commissioni parallele. Avevamo pure pensato quindi di tecnici del settore di realizzare un gruppo di avvocati, giuristi che si sono disponibili gratuitamente per il movimento, che già queste persone tra l'altro ci sono. Si potrebbe rimandare queste proposte a questi legali per fare un primo filtro su due fondamentali aspetti. Uno sull'aspetto legale, ovvero se una cosa è incostituzionale è inutile mandarla al voto, è incostituzionale appunto. Se una cosa è al di fuori da quelli che sono le idee del movimento, ad esempio se mi proponi il nucleare, sai benissimo che il Movimento 5 Stelle nucleare, è inutile che votiamo, punto. In questo modo si potrebbero escludere a priori tutte le proposte che vanno totalmente al di fuori di quelli che sono le linee principi guida del movimento. In questo modo si eviterebbe si smonterebbe il lavoro dei famosi cavalli di Troia, ovvero di farci mandare avanti cose che vanno al di fuori del movimento. Quindi passare alla successiva fase, ovvero di feedback e votazione di queste proposte. Poi un filtro finale sulla forma grammaticale, perché sembrerà una cosa stupida, però per il programma è successo, che magari poi è uscita fuori una cosa che non aveva una forma grammaticale. E infine quindi esce fuori la proposta. Questa proposta può essere mandata alla commissione parallela di competenza, ad esempio se una cosa riguarda i rifiuti la mandiamo alla commissione parallela ambiente e territorio per valutare gli aspetti tecnici e alla fine questo lavoro viene consegnato ai 15 deputati. Questa è la proposta nel caso in cui si volesse prendere in considerazione l'idea di fare votare direttamente i cittadini. Grazie a tutti. Salve a tutti, sono Beppe Mammini da Catania, iscritto al Meetup nazionale nel 2010. Da quando sono all'interno del Movimento 5 Stelle mi sono reso conto che purtroppo, non vorrei essere una critica, ma sia costruttiva comunque, che si cerca sempre di complicare la situazione. Abbiamo il Meetup nazionale, il blocco di Beppe Grillo, il Meetup regionale, il Meetup locale, il Meetup ognuno del proprio paese. Okay? In più c'è Facebook, le pagine di Facebook del Movimento 5 Stelle, c'è ancora andiamo a inserire qualche cosa in più, il liquid feedback. Domani qualcuno si alza e proporrà un'altra cosa e sicuramente noi altri cercheremo di innovarci in queste situazioni qua. Beppe Grillo ci ha dato la possibilità di scrivere e quindi dialogare sul Meetup, dove c'è la possibilità di fare dei sondaggi. Gli organizer dei sondaggi conoscono i propri attivisti,
che potrebbero benissimo prendere le votazioni all'interno del METAP e trasferirli al METAP regionale e quindi evitare ancora un'altra successiva fase che è quella del liquid feedback. Quindi secondo il mio punto di vista è una perdita di tempo inutile che si potrebbe benissimo evitare tra gli organizzatori del METAP e gli attivisti stessi di ogni singolo METAP. Ragazzi, io faccio le mie considerazioni partendo dal punto che liquid feedback, almeno per me, che l'ho adoperata per il programma, è abbastanza difficoltoso. Per chi si occupa del software, comunque di questa base, vorrei fare notare che ogni tanto, come dicevo poco fa, la presenza di si deve, si dovrebbe, non si deve, è abbastanza difficoltoso, perché non si capisce in base a cosa si debba cliccare, si deve o non si deve. Quindi sarebbe opportuno per chi si occupa di ciò rispondere solo sì o no, se sei favorevole o sei contrario. Detto questo, per quanto riguarda chi fare intervenire dentro la piattaforma, io sono solo per fare intervenire gli attivisti e vi spiego perché. Intanto per le difficoltà che dicevo, per il fatto che ci sono cavalli di Troia e poi per il numero eccessivo di membri. Per quanto riguarda la discussione sul programma, abbiamo visto che essendo iscritti 300-400 persone, un punto che viene proposto da 300 persone. Ora una persona che si vuole approcciare al liquid non può mettere lì 3-4 giorni per discutere di un punto del programma, quindi la mia proposta è intanto di dare la password di accesso tramite un coordinatore provinciale che si andrà a relazionare con i meetup di appartenenza all'attivo. Cioè se Peppe Lo Monaco si vuole iscrivere a quello che è liquid feedback e io sono il responsabile provinciale, ad esempio di Caltanissetta, io so che Peppe è l'attivista di Gela e do la password. Poi per quanto riguarda liquid, ritengo che proprio per il numero eccessivo di persone che si approcciano, le votazioni devono essere fatte tramite un responsabile di liquid per ogni meetup. È anche vero che in ogni città ci sono 3-4 meetup e questa cosa può essere più o meno discutibile e questo serve proprio per snellire il tutto all'interno del programma. Naturalmente il responsabile di liquid provinciale si deve andare a relazionare con ogni gruppo locale e questo serve. Per quanto riguarda invece quello che diceva Claudio, cioè di magari andare ad aprire le porte a tutti quanti, io ricordo che il movimento fa i banchetti per la raccolta delle idee, facciamo ogni 6 mesi di incontro con i cittadini, abbiamo le mail, quindi non vedo il perché si debba andare ad aprire il liquid feedback, che è una cosa prettamente nostra, anche agli esterni. Gli esterni, se vogliono avvicinarsi al movimento, hanno altri strumenti per potersi avvicinare. Il problema è che mentre aspettiamo liquid feedback, che tanto ad oggi non funziona, andare a votare proposte o fare sondaggi sui meetup diventa complesso, nel senso che io non ho ancora avuto possibilità di capire come andare a controllare se i risultati poi sono veri oppure se sono stati manipolati, perché la democrazia è anche controllo. Se non ho la possibilità di controllare se veramente si è votato oppure no, allora stiamo parlando di aritmetica. È bello potersi guidare, ma francamente la fiducia viene dopo che uno ha constatato se determinate cose funzionano oppure no. E la stessa cosa deve essere anche fatto con liquid feedback. Siamo certi che la piattaforma è inviolabile? E queste cose bisogna parlarne prima, bisogna capirle prima se su queste cose siamo sicuri oppure no. Io vi dico che la mia esperienza è che votare con il meetup non ha portato assolutamente a risultati accettabili, perché abbiamo avuto modo di vedere come funziona e io oggi non ho ancora capito chi ha votato, se hanno votato, ho delle semplici fogli di Word con su scritto Acate ha votato o Tradesca ha votato, ma non ho possibilità di rispondere. Questo è quello che volevo porre come problema. Grazie. Allora, una cosa a margine di quello che ha detto adesso il nostro amico. Liquid feedback già nella parola è cosa che non avevamo attenzionato, feedback vuol dire ritorno. Come ci sta spiegando il nostro amico attivista Ogeri a Catania, qualora non ci sia una continuità nella votazione o nell'attenzione al problema,
il background, cioè il quorum, va sotto, e quindi quella proposta, dopo che noi pensiamo di aver fatto il nostro dovere, ma aver utilizzato la piattaforma solo come se fosse un sì, no, non ci dà la possibilità di varare le riforme alle quali siamo più interessati, perché pensiamo di aver votato e invece l'abbiamo utilizzato solo come sì o come no, non come mostro interesse e continuo ad averlo. Ora ci sarà, penso, l'intervento Giorgioli che spiegherà molto meglio di me. Per quanto riguarda invece quello che diceva Claudia, noi dobbiamo andare poi, vi ricordo, alla fine a una votazione qui sul punto 2 dell'ordine del giorno, che deve essere quello di attenzionare come votare e chi ammettere al quick feedback dal punto di vista del voto. Quella proposta che dice Claudia è una proposta, dal mio modesto punto di vista, che ci garantisce, secondo quello che era l'intervento dell'amico qui in terza fila, cioè avere una posta desiderata da una parte dove ci sono cittadini che ancora ci guardano con sospetto chi sono questi e mettono le proposte che noi poi come attivisti filtriamo e poi possiamo anche recepire dal punto di vista della votazione e del quick feedback. Possiamo, ecco, procedere con tutti gli altri interventi. Io sarò brevissimo, devo semplicemente porre delle domande. Sono Giuseppe Cineano. Ho seguito il dibattito con molta attenzione, ci ha interessato moltissimo quello iniziale, anche per gli interventi numerosi, qualificati o meno, che ci sono stati. Un aspetto che non ho sentito in quel dibattito: la presidenza delle commissioni o la presidenza dell'AS. Io ho sentito in giro che si ventila la presidenza, vabbè, mi dicono che non è domanda che posso porre. Fuori tema, dobbiamo metterlo eventualmente al mare. Io semplicemente mi sono proposto di dire Angelo Nicota, iniziando il mio intervento, io voglio sapere, e adesso la mia insistenza. Questo movimento ha deciso di accettare le presidenze delle commissioni parlamentari siciliane, ha deciso di accettare un'eventuale presidenza dell'AS o vicepresidenza? Punto interrogativo, è la mia domanda. Seconda domanda, qui si è parlato di certificazione degli attivisti e si è detto anche che bisogna trasmettere la fotocopia di un documento di riconoscimento. Tutti sapete che in questa nostra Italia c'è la legge sulla privacy, la quale prevede, io voglio sapere, domanda, chi è responsabile della tenuta dei dati sensibili garantiti dalla privacy, perché ci sono responsabilità penali. Punto terzo, ci sono le votazioni, l'ultima domanda, credo che questa assemblea sia interessante e bisognerà rifarne un'altra a breve termine, cioè per il giro di un mese, per le prossime elezioni politiche e amministrative. Ultima domanda, rispetto a quello che ha detto Claudia, che ha detto che è stato costituito un gruppo di legali per seguire gli aspetti legali. Chi l'ha nominato, chi sono, vorrei saperlo, grazie. Buonasera a tutti, io sono Alessandro Mostaccio, meetup di Giarre. Io volevo dire due cose, uno sul liquid feedback e uno sul discorso differenza simpatizzanti e attivisti. Allora, sul liquid feedback io penso che prima di decidere chi fare accedere sul liquid feedback, se tutti o solo gli attivisti, dobbiamo decidere come utilizzare questo strumento, perché se lo dobbiamo utilizzare come l'abbiamo utilizzato finora, cioè per fare proposte, per aggiornare il programma, eccetera, allora possono accedere tutti. Se dobbiamo fare delle votazioni per decidere, condividere delle cose con i nostri rappresentanti lì all'ART, e allora forse è solo il caso di fare accedere gli attivisti. Per quanto riguarda se non sono fuori tema, il discorso differenza tra simpatizzanti e attivisti, a questo punto io credo che devono essere i meetup locali a decidere chi sono gli attivisti. Io vi faccio un esempio pratico. Noi a Giarre già da luglio abbiamo adottato un regolamento interno, lo abbiamo aggiornato a novembre dopo le elezioni perché c'è stato un boom pazzesco. Siccome per noi chi è attivista è un potenziale candidato,
insomma, se non vi seccate me lo scelgo io di Giara e chi sarà il mio rappresentante per le amministrative. Noi abbiamo delle regole, facciamo riferimento prima di tutto al regolamento nazionale, poi a quello là regionale e poi abbiamo inserito altre restrizioni che ci sono sembrate utili, visto quali soggetti si erano avvicinati. C'è un minimo di attività di 10 attività, però non è automatico il passaggio, dopodiché il simpatizzante farà... È giustissimo quello che dici, però dovremmo concretizzare. Siamo col chilometro, 30 secondi. Metti il... Quindi una volta che si fanno queste 10 attività, il simpatizzante fa una richiesta all'assemblea degli attivisti di passaggio alla carica di attivista, gli attivisti valutano queste attività che ha fatto, se li ritengono attive avrà la carica di attivista. Oggi. Buonasera a tutti, sono Ruggeri da Catania. Allora, voglio partire dalla base di liquid feedback. Cos'è il liquid feedback? È democrazia liquida. Non possiamo strutturarlo, come magari consigliato da Claudia, con un pregruppo che ci dica se questa proposta va bene o no. Se no la democrazia non parte più dal basso, bensì da un gruppo che decide cos'è se una motivazione è valida oppure no. Questo non è il liquid feedback, non può essere deciso da un gruppo anche di potenziali di avvocati, di esperti, non può essere deciso. Altra cosa è fare entrare chiunque in liquid feedback. Allora là può saltare che anche se alziamo il quorum dal 20 lo portiamo al 30, 40, 50, se un gruppo numeroso di persone vuole fare passare un qualcosa che sia anche contro il Movimento 5 Stelle, che non sia, che sia la nostra linea, quel tipo di proposta potrebbe andare avanti. Quindi la mia proposta chiaramente è fare solo per gli attivisti, però gli attivisti sono tutti quelli che vengono dichiarati dai vari meetup. Non c'è un attivista che viene poi selezionato da qualcuno, di più, di meno. I meetup sanno benissimo chi sono i loro attivisti, possono dare una lista, un elenco di attivisti alle referenti e chiudere la situazione. Non bisogna più di tanto cercarsi e trovare chi può partecipare al liquid feedback o no. Il liquid feedback poi viene pensato tutti come difficile da utilizzare, non è così. Bisogna solamente avere qualcuno, noi stiamo organizzando a Catania dei corsi, se nei vari meetup si riesce a organizzare delle cose del genere, riusciamo a fare partecipare tutti dalla base questo progetto che veramente dovrebbe essere la base del movimento. Non possiamo noi fare delle decisioni sui meetup come è stato proposto, non potrebbe cambiare perché ognuno deve dare dei suggerimenti, degli aggiornamenti per la proposta e vagliarla assieme. Questo è il feedback. Vabbè, ok. Comunque, la mia proposta è solamente gli attivisti dichiarati dal meetup e senza nessun blocco all'inizio della proposta, perché sarebbe non democratico ma un pochettino chiuso in un altro regime. Grazie. Fagione. Sì, certo. Salve Massimiliano Fagione del meetup di Augusta. Finisco, come dicevo, il discorso dell'amico di Giara per quanto riguarda la proposta che vogliamo fare di un regolamento regionale per decidere chi è l'attivista e chi è il centralizzante. Più che altro vorremmo anche capire se l'attivista lo diventa sine die o naturalmente noi crediamo che possa anche diventare simpatizzante e quindi perdere il voto. Perché è una questione che noi abbiamo affrontato nel nostro meetup, il tempo regolamento interno, per cui un simpatizzante diventa attivista dopo un tot di attività, ma se non prosegue l'attività ritorna a essere simpatizzante, altrimenti corriamo il rischio che si creino anche dei meetup paralleli con degli attivisti che non sono d'accordo con il meetup principale, per esempio nelle grandi città. E poi viene rimosso anche dal feedback, come diceva l'amico Diego. Grazie. Granata. Buonasera a tutti, Salvatore Granata da Villa Rosa.
Niente, volevo, premesso che abbiamo già discusso della possibilità di votare o meno gli attivisti, penso che sia abbastanza chiaro che la maggior parte sono per far votare gli attivisti. Volevo sollevare un'altra piccola questione, sempre riguardo l'utilizzo di liquid feedback. Il problema, come la vedo io, è che i piccoli centri è una cosa contestualizzabile a qualsiasi città. Ne faccio l'esempio mio di Villarosa. Penso che votando per testa, per attivista, che i piccoli centri non siano mai tutelati rispetto alle grandi città. Perché facciamo l'esempio di un punto all'ordine del giorno di oggi. Se io di Villarosa oggi volevo portare al punto dell'ordine del giorno, non lo so, come venire alla riunione, penso che gli attivisti di Villarosa, anche se tutta Villarosa sia tesserata a diventare attivista, non potrebbe mai avere lo stesso peso della provincia di Catania o di un meetup di Catania. Quello che volevo proporre di fare, questo è anche un problema incontrato durante le assemblee provinciali, anche se sarebbe da barrare la parola provinciale visto che siamo con le province, e ormai il nostro punto di riferimento penso debba essere il comune in ogni provincia, e quindi il rapporto che dobbiamo cercare, la rete che dobbiamo cercare di creare è quella tra i comuni, e di conseguenza propongo sul liquid feedback un sistema di votazione per meetup, per comune, cioè ogni comune abbia un meetup e il meetup possa votare una proposta, in modo che tutti i 490-500 comuni della Sicilia possano essere adeguatamente rappresentati all'interno di un'assemblea democraticamente. Grazie. Campanella. Buonasera, Franco Campanella da Palermo. Allora, vorrei proporre una utilizzazione binaria di liquid feedback, cioè ogni qualvolta si fa una proposta, questa proposta dovrebbe essere aperta su un liquid feedback aperto agli attivisti con valore vincolante per noi, e su un liquid feedback assolutamente aperto che ci dà la possibilità di sapere che cosa ne pensano gli altri non attivisti, il mondo esterno, della stessa proposta, rendendo fruibile tutto quanto esce fuori dal mondo esterno per noi, che poi andremo a votarlo in maniera vincolante. Grazie. Salve, sono due Gazzassi da Partano, provincia di Trapani. La risposta era no. Innanzitutto in prima battuta fare votare chi è iscritto al 30 settembre e poi a partire dal 1 gennaio ogni 3 mesi ogni meetup aggiorna la sua lista di attivisti, ogni meetup riconosce quegli attivisti, non è che non ci conosciamo, tutti ci conosciamo, e quindi ogni 3 mesi aggiornare questa lista di attivisti. Questa è la mia proposta. Allora, visto che sono finiti gli interventi e adesso dovremmo intanto iniziare ad avere un'idea più chiara, soprattutto dovremmo uscire con un parere indicativo costruttivo, potremmo mettere, per quanto riguarda la piattaforma sondaggi, un po' di ordine, sondaggi regionali, su quello che è il parere di come far diventare gli attivisti, di come ammettere gli attivisti, oppure di ammettere anche i comuni cittadini. Secondo appunto una possibilità di voto comunque di preferenza, che può essere una preferenza soggettiva. È giusto quello che diceva anche Alessandro, però poi scendiamo in un altro discorso, Alessandro Mustaccio, cioè sull'uniformità dei criteri di considerazione degli attivisti. Quello di Giarre, per quanto riguarda la provincia di Catania, è emerso essere uno dei regolamenti più efficienti, perché in una pagina ha dei criteri proprio cristallini e trasparenti rispetto ad altri criteri, però ammettere alla responsabilità della possibilità di essere attivisti solo gli organizzatori potrebbe anche aprire una voragine a secondo, diciamo, dei diversi criteri dei vari meetup, secondo il mio modesto parere.
Quindi magari potremmo fare dal mio punto di vista una bella proposta dal punto di vista dei sondaggi, come diceva Claudia, mettendo a sondare chi consideriamo come attivista e allo stesso tempo, se vogliamo che gli attivisti siano possibilitati a votare sul liquid feedback o meno sulla piattaforma regionale, dopodiché far partire una votazione secondo quello che è il nostro stile democratico e trasparente sul meetup regionale. Passiamo al prossimo punto. Siete d'accordo oppure no? C'è la possibilità di mettere sulla meetup regionale, alla voce sondaggi, una raccolta di opinioni con la possibilità di mettere liquid feedback solo per attivisti o anche per i cittadini, oppure con il doppio binario che si diceva poc'anzi, i desiderata solo per i cittadini, invece la votazione sul liquid feedback è solo per attivisti? Allora, lo mettiamo in voto. Chi è aperto, secondo quello che è il parametro che è stato detto, anche spiegato dai tecnici? Scusa, posso parlare? Allora, un attimo, c'è un altro intervento. Scusatemi, io non capisco come dovremmo oggi votare, se dovessimo votare, in base a che cosa dovremmo votare. La mia proposta è semplice. Dovremmo partire dai meetup locali, ogni meetup locale dà la preferenza se votare gli attivisti o no, poi a livello provinciale ogni provincia, ma quando dico provincia sempre a livello organizzativo, dà il suo parere se sul liquid feedback dobbiamo votare gli attivisti o i simpatizzanti. Questo è. Buonasera a tutti, sono Fabio Leo. Volevo dire una cosa perché mi voglio riallacciare più che altro a vari commenti che ci sono stati. Io non capisco, ed è una cosa normalissima, perché invece di sguagliare la massa ci stiamo andando invece più a incartare. Io non capisco perché sul liquid feedback ci devono essere per forza 100.000 preferenze, quando invece possiamo averne per esempio 50, ovvero sia uno per ogni città. Io a Gela decido io chi sono gli attivisti, perché la mia domanda e la mia perplessità dove nasce? Come faccio io a sapere se Palermo si vota, Palermo ovviamente a casa, Palermo si vota degli attivisti in maniera bonaria e invece io a Gela voto degli attivisti in maniera invece più ferrea? Perché poi là vanno a finire che si avranno 300 attivisti, quindi 300 voti, e io che invece sono stato un po' più fermo sui miei ragazzi, ne abbiamo 10, non c'è più l'uno vale uno. Ecco perché io dico, su quando avete votato il seggio di cancelleri, ognuno di voi all'interno del proprio meetup se l'è discussa la cosa, automaticamente la valutazione del 50% più 1 ve la fate a casa vostra. Il meetup di Alcamo decide che in quella domanda vota in questo modo, perché già avete fatto a priori il lavoro, perché io ho visto sulla meetup regionale che appena c'è uno che apre una discussione, 8.000 critiche senza una costruzione, 8.000 cose senza produrre un bel niente. Io dico di semplificare, il lavoro ce lo facciamo a casa, ognuno di noi dà un parere, ma io già me lo sono discusso quella cosa. Ecco perché il ragazzo di Villa Rosa ha ragione a dire non si può fare Palermo 10.000 persone e Villa Rosa 10. Uno vale uno, Palermo vale uno, Catania vale uno, Coricella vale uno. Ovvio oggi non votiamo niente. Io ovviamente è un mio pensiero. Io dico questo. Io dico questo. Mettiamo ai voti, mettiamo sul liquid feedback delle domande molto semplici. Volete che il liquid feedback sia così o così? E vediamo i vari meetup dove si conta. Mandano una mail, non so come la facciamo, in maniera molto semplice. Dobbiamo semplificare la cosa, non aprire liquid feedback a 200.000 persone. Alla fine io dico, a Gela per esempio, noi ce la discutiamo, ragazzi io se decidiamo. Era una mia idea, non mi fatti sempre Scusate, effettivamente oggi non dobbiamo votare neanche come parere. Mi diceva Claudia che
mi faceva notare Claudia questo. Noi adesso per quanto riguarda i referenti provinciali riceveremo una mail nella quale i referenti provinciali poi chiederanno ai singoli meetup di orientarsi sulle 3 proposte che sono emerse oggi, cioè se ammettere al liquid feedback proposta A solo gli attivisti, proposta B a tutti i cittadini, o proposta C ammettere secondo il doppio binario sia i cittadini sia gli attivisti, in modo tale che si faccia una somma. E in questo modo poi verrà raccolto il parere entro un tempo ragionevole, in modo tale che poi i meetup delle varie regioni potranno dire democraticamente la maggioranza ha accettato la prima proposta, cioè tutti gli attivisti, oppure il doppio binario proposta C, oppure tutti i cittadini. No, mancava la terza, a mio parere, io scusate se intervengo, secondo me manca il discorso invece oppure del singolo meetup. Perché? Perché se un domani si liquid feedback c'è da discutere qualcosa a favore di una provincia, quella provincia se ha 300.000 iscritti ovviamente non andrà più a bilanciare la cosa. Ecco perché io dico uno vale uno, la democrazia dice che ce la ragioniamo, il 50% più uno vince, ma non creavo praticamente. Scusate, non possiamo fare un dibattito. Avevamo noi una lista di persone che potevano parlare, 2 minuti a testa, sta andando a finire il dibattito, abbiamo chiuso? Perfetto, chiudiamo, facciamo le proposte, votiamole e poi andiamo avanti. No, non votiamo oggi nulla, soltanto poi ci sarà il feedback, scusate se utilizzo proprio questo termine, il feedback a livello regionale con le mail che arriveranno ai referenti provinciali e poi di lì a pioggia ai vari meetup. Passiamo adesso al primo. Le poste sono 4 da votare, non 3, A, B o C, le poste sono 4. Votare per meetup, per comune, oppure basta votare per meetup. Andiamo ora al punto all'ordine del giorno che riguarda struttura, organigramma per definire chi fa cosa, modifiche al regolamento, come ottimizzare le comunicazioni e coordinare i lavori, chi e come nominare il o i referenti regionali, ruoli del referente regionale. Buongiorno, sono Rita di Catania. Volevo proporre un dubbio che mi è venuto. Se io domani mi apro un'unità e io dico che ho 100 attivisti, questi attivisti sono autorizzati a votare sul liquid feedback? Chi mi dice che questo meetup all'interno non porta gente che noi non conosciamo? Non è meglio che un meetup abbia un percorso di attivo nella città che ha fatto vedere che ha fatto qualcosa veramente? Allora anche il meetup ha diritto a essere riconosciuto da noi. Basta. Il problema che ha posto Rita Internicchia, che è uno, secondo il mio punto di vista, fondamentale, è con quale regole sono nati i meetup. È importantissimo. Se domani mattina Pinco Pallino apre il meetup 5 Stelle Calascidetta, ok, e c'ha 100 attivisti, sono 100 voti che potranno decidere un qualcosa di proprio. Bisogna creare le regole fondamentali per la creazione dei meetup. È fondamentale questo. Io volevo fare solo una mozione d'ordine per dire che abbiamo una grandissima responsabilità per il risultato ottenuto e a questo punto potrei anche dire malgrado noi o parte di noi, e quindi non possiamo dissiparlo con regole, regolucce e discussioni. Bisogna creare, secondo me, più che delle regole, un codice etico dal quale estrarre eventualmente, per quelli che vogliono la didattica e la segnaletica, una serie di indicazioni e che rendano, diciamo, compatibile, quindi qualunque comportamento assunto deve essere ricondotto a un codice etico, cioè, e poi le regole vengono da sole se c'è un codice etico. È un'organizzazione
del movimento. Io sono vecchiarello, nel senso che ho 45 anni di opposizione, di minoranze, dentro le minoranze e dei movimenti. Li ho visti tutti partire negli ultimi 50 anni proprio perché sono implosi dentro. Allora io credo che la cosa più importante da fare per evitare di disperdere questa grandissima energia e questa grandissima responsabilità che ci farebbe vedere, distruggerebbe di fatto quello che abbiamo fatto e per i prossimi 30-40 anni non ci costerà più nulla, bisogna avere la grande dignità, il grande coraggio di rinunciare, di rinunciare agli egoismi e di cominciare a ragionare di politica, di progettualità politica, di responsabilità. Allora per evitare che i meetup diventino, per esempio ci sono dei meetup punti che sono l'equivalente alla democrazia cristiana, le tessere fasulle sono i meetup fasulli. Allora voglio dire, o abbiamo il coraggio di affrontare anche gli aspetti più ostici, dolorosi della circostanza o non arriveremo da nessuna parte. Quindi bisogna andare a trovare le soluzioni concrete, affrontando i problemi e mettendo le mani dentro le ferite. Se non dobbiamo fare questo, prego, niente. Salve a tutti, Alessandro Vetro di Palermo. Allora io vorrei sapere di quei feedback a noi a cosa serve, perché se serve per il programma elettorale, allora giustamente ci servono dei filtri e le 5 Stelle fanno già la filtra. Se invece è per tutti i cittadini per poter proporre anche delle leggi, allora noi dobbiamo aprirci a tutti, perché quello che dicevamo in campagna elettorale, quando io sono stato candidato, incontravo la gente e dicevo se ti piace, se vuoi collaborare, se vuoi proporre delle leggi, allora vieni da noi che lo puoi fare. Perché per esempio in Italia chiunque facendo firmare una proposta può fare appunto una proposta di legge e noi stiamo a dire che l'Italia è un paese semidemocratico, ma intanto qua tutti possono fare delle proposte. Allora noi dobbiamo fare qualcosa che sia meglio, dobbiamo aumentare la democrazia. Noi parliamo di democrazia partecipata. Una volta Grillo ha detto ci hanno detto che la nostra non è una democrazia standard, ma io conosco solo una democrazia. Allora noi non dobbiamo avere paura ad aprirci. Dopodiché c'è anche il discorso che ho sentito dei cavalli di Troia, ma io conosco un pochettino come funziona la politica e loro fanno annuini, loro parlano sotto banco, di certo non si mettono su internet a fare le proprie proposte. E inoltre non ci dimentichiamo che noi non siamo un partito, siamo un movimento, ma rappresentiamo comunque la maggioranza e noi non rappresentiamo soltanto chi ci ha votato, ma rappresentiamo tutti i siciliani. E se rappresentiamo tutti i siciliani penso che chiunque deve avere la possibilità di fare la propria proposta. Poi possiamo noi aumentare i controlli, possiamo aumentare il quorum, possiamo aumentare i tempi della proposta, possiamo fare una commissione che valuti quelle che sono le proposte. Vediamo come poter fare, ma io credo che dobbiamo andare avanti, non andare indietro. Allora, io sono Francesco Gruppo, mi chiamo Palermo. Allora, in questa riunione ho sentito appunto delle discussioni relative ad esempio unità, città e votazioni. Innanzitutto dobbiamo partire da un principio cardine, la fiducia. Cioè io credo che se noi siamo qui il Movimento 5 Stelle, dobbiamo incominciare innanzitutto a non considerare Palermo a 200 voti, io 100 voti, tu ne hai 50, cose del genere, perché già è una stortura nel movimento in cui si fanno queste considerazioni. Dovete partire innanzitutto dal principio europeo che esiste, che è il principio della ponderazione, cioè ognuno vale uno, non significa che appunto Palermo e Villarosa sono esattamente la stessa identica cosa, perché lo sapete benissimo che non si tratta di un principio di uguaglianza di questo tipo, qui si tratta di un principio di partecipazione, che lo vedete scritto lì, cioè ognuno vale uno solo se partecipi. Ma contemporaneamente dico all'interno del movimento le persone si spendono in un territorio che è particolarmente ampio e che ha delle complessità diverse da un paese a una città. Quindi l'equivalenza che faceva Gela è un pochettino fuori luogo dal mio personale punto di vista. E poi un'altra cosa che vorrei ribadire, è importante che i meetup abbiano un'idea condivisa, cioè voi dovete partire dalla consapevolezza e dalla condivisione di quello che è l'attivismo.
È troppo comodo dire in un paese rispetto a un altro, diciamo, il criterio di attivismo in un modo, in un altro paese in un altro modo. Noi dobbiamo cercare di essere consapevoli tutti quanti di cosa significa partecipare ed essere attivi, ed è importante che noi scrivassimo forse, appunto, come ha detto il Signore, un codice etico di attivismo, di quello che vorremmo che fosse realmente per noi il principio del movimento. Quindi dico, questo è qualcosa che dobbiamo considerare e che dobbiamo condividere tutti insieme. Ciao a tutti, Salvatore Lanzafame di Palermo. Allora, io volevo invitarvi tutti quanti ad una riflessione, perché secondo me è sbagliato equiparare il voto di un meetup a quello di un altro. Ad esempio, se il meetup di Catania ha 100 attivisti, quindi 100 possibili votanti, in base a quale criterio il voto di Catania debba essere equiparato a quello di Ravanusa che ha magari 10 attivisti? Cioè non esisterebbe più il criterio 1 vale 1, ma 1 vale 10, cioè se 100 persone devono essere equiparate al voto di 10 persone, io credo che sia 1 vale 10. Questa è una mia riflessione. La proposta riguardo al meetup e riguardo alle feedback è questa. Io proporrei che tutti possano fare una proposta e poi che possa questa proposta essere votata da soltanto gli attivisti. Quindi decidere i criteri per cui devono esserci gli attivisti, magari delle regole non troppo rigide e troppo ferree, però dare la possibilità a tutti di fare una proposta e poi fare votare la proposta da chi è attivista, quindi chi possa fare gli interessi del movimento. Grazie. Allora, Riccardo Sambataro, mi tappo di quel passo. Sono sicuro che lei viene più dipende da quanto. E questo perché le nostre riunioni, specialmente quando sono fuori dal comunale, vado al provinciale e al regionale, come ci sono state, per tendenza, mancando di regole, come per esempio quelle che mentre sto parlando ci sono persone che escono e che parlano qua. Per favore, se possiamo sedere, riguadagniamo le ferie, grazie, perché ci sono gli altri attivisti. Non si può tenere l'assemblea che stanno parlando. in silenzio e sentare. Punto primo. Che il livello di stress è talmente alto che io sfido chiunque a ricordare la proposta di Tizio, di Caio e di Sembroni. Io poco fa ho rifiutato di parlare per non rappresentare il discorso, a un certo punto ho dovuto, perché ho visto che hanno fatto gli altri. Allora, c'era stato poco fa, riguardo al video feedback, pure chi diceva, ma se nei meetup si possono fare i sondaggi? E nei meetup stessi ogni singolo organizer, e non solo lui, ma anche gli altri co-organizer, eccetera, eccetera, sanno che per esempio nel caso del Pasqua ci sono 50 iscritti, io vi dico prima che più di 30 non si sono visti mai, se non all'inizio 7 mesi fa. Quindi io già so che quelli non sono attivisti, ma come lo posso dimostrare se non esiste un regolamento regionale che stabilisce la figura dell'attivista? Allora, il problema di oggi è sempre solo lo stesso di 7 mesi fa, di 3, di un mese e che avremo fra 6 mesi. Noi non abbiamo un regolamento regionale che individui la figura dell'attivista in maniera netta. Io per tagliare la testa al toro, la riunione provinciale che c'è stata a Mestelbianco, mi pare il 14 di novembre, ho detto, anziché discutere e mettere carne sul fuoco, cosa che sta succedendo anche oggi, tirate un esempio, se alla platea piace, lo adottino ed è finito il discorso. Ho detto il regolamento di Giarre è un regolamento scritto bene, è stato confermato da altri qui e in altri posti. Se vi piace adottatelo e ci siamo spiegati, se non vi piace, siccome si vota per maggioranza e la democrazia partecipata è questo, votare su qualcosa, qui non stiamo votando su niente che stiamo venuti a fare, scusate. Cioè io non credo che ci sono persone qui che sono venute per passarsi il tempo come colloquiare, chi fuma, chi fa, questo io non lo sopporto, sinceramente. Se posso manifestare a parte qualche idea, qualche emozione, perché insomma siamo anche amici, ma anche se a mezzo secondo. Quindi il mio discorso è questo, fuori da te quello che volete voi. Tenete in considerazione l'individuazione dell'attivista come punto cardine di ogni cosa, che dipende da un regolamento. Siccome il regolamento qualcuno lo deve scrivere, ma nessuno qui è il leader di qualcuno,
Ecco il fulcro del discorso. Il Movimento 5 Stelle ha il pregio e il difetto di non avere un leader che possa decidere per gli altri. Dobbiamo deciderlo noi. Ci sta bene e io ve lo propongo anche qui, come ho fatto a livello provinciale. A livello comunale l'abbiamo già votato e l'abbiamo adottato appieno, quello di Gianni. Io sono disposto a mandarvelo ad uno per via email, se non vi piace, niente. Che ti devo dire? Attivista lo è chi lo è da almeno 3 mesi ed è il fattore temporale. E chi partecipa ad almeno 10 attività ed è il fattore partecipazione, ok? Se questo va bene, da questo noi individueremo le feedback, se sono e tutto il resto. Senza sapere questo qui non si sa niente. È corretto quello che ha detto l'amico di Belpasso. Dobbiamo dire una cosa a onor del vero, che comunque tutti i meetup sono già da un po' di tempo attivi con un loro statuto, che però dovrebbe essere uniformato secondo dei criteri e dei parametri che siano comuni e condivisibili per tutti. Ora, se non sbaglio, c'è l'ultimo intervento, dopodiché ci esprimiamo per quanto riguarda quello che a livello regionale dovrà poi essere trasmesso ai referenti provinciali, che poi lo ridaranno a pioggia alla lista degli attivisti che ogni singolo meetup, secondo le regole pro tempore, ha al momento adottato per discriminare attivista da non attivista. Dovresti spiegare il primo punto all'ordine del giorno: struttura, organigramma per definire chi fa cosa, modifiche del regolamento, come ottimizzare le comunicazioni e coordinare i lavori, chi e come nominare il referente o i referenti regionali e il ruolo del referente. Quello che dice soltanto gli attivisti. No, infatti mi sa che c'è stato un errore, perché quello di cui parlavo io era la commissione parallela, questi invece è un'organizzazione generale. Però posso inventarmi 4 cose sul momento. No, assolutamente. Parliamo della comunicazione. La comunicazione che è la cosa fondamentale di questo movimento. Allora, al momento, come eravamo organizzati per quanto riguarda la comunicazione? Che c'erano dei referenti provinciali che ai tempi non c'è stata, quando sono stati, diciamo, quando è stata istituita questa figura non c'erano delle regole, diciamo che erano delle persone che erano disponibili a farlo e l'hanno fatto anche perché cosa che voglio specificare è che il referente è soltanto un'antenna, ovvero una persona che passa mail da una parte all'altra, quindi delle volte è anche un po' tra virgolette una palla, non dovete vedere la figura del referente come io voglio fare il referente perché sono qualcuno in più degli attivisti del meetup. Ora che cosa succede? Che visto che in questi mesi sono nati diversi meetup in provincia, in questo momento c'è un serio problema di comunicazione, perché magari le informazioni arrivano al referente provinciale e il referente provinciale magari non sa a chi passare, cioè nei vari pesini non sa a chi mandare le informazioni, quindi magari le informazioni arrivano ai meetup tra virgolette storici, quelli grandi, però non arrivano ai vari gruppi locali che sono sortiti in provincia. Quindi qual è la soluzione? Almeno io ho una proposta da fare. Inizialmente si era pensata all'idea di creare anche dei referenti per meetup, quindi il passaggio quale doveva essere? C'è l'informazione X da passare, si manda ai referenti provinciali e i referenti provinciali mandano la mail ai vari referenti dei meetup che poi girano quindi l'informazione agli attivisti. Inizialmente una delle proposte era quella, ora io avevo pensato per ovviare la figura del referente meetup per 2 motivi. Uno, perché magari in particolare nei meetup neonati si potrebbe un po' creare l'equivoco sulla figura del referente e magari il referente potrebbe pensare di essere tra virgolette il capo del meetup, cosa che non è, sia anche per una questione di far arrivare effettivamente la notizia al meetup, perché se per esempio quella persona X non legge le mail o se quella persona X non fa il suo dovere di passare le mail al meetup, poi al meetup non arrivano le informazioni e succedono vari casini come è successo ultimamente. Quindi io avevo pensato, invece di fare il referente del meetup, di creare un'email del meetup.
Quindi questa email potrebbe essere gestita da 2, 3, 4 persone di un meetup, in maniera che siamo sicuri che l'informazione, almeno uno di queste 2 o 3 persone venga letta e poi queste persone mandarle al meetup. Quindi per creare uno schema ci deve essere, cioè vi dovete immaginare, l'informazione viene mandata ai referenti provinciali, i vari referenti provinciali le mandano alle varie mail del meetup, esempio gela5stelle@gmail.com, piuttosto che dalla provincia di Palermo Gratteri 5stelle@gmail.com, e poi le informazioni passano al meetup e quindi agli attivisti. Quindi in questa maniera si ha la certezza che le informazioni arrivano. L'ultima cosa che vorrei dire in merito a questo punto è che la figura del referente, che sia provinciale o che siano le persone che gestiscono le mail dei meetup, dovrebbero avere la responsabilità di fare cosa? Uno, di leggere almeno una volta al giorno l'email. 2, di avvisare nel momento in cui per motivi X, che sono di lavoro, familiari o quant'altro, di avvisare se per un periodo di tempo non possono svolgere più il proprio incarico, perché altrimenti si rischia che l'informazione non arrivi ai gruppi e questo comporterebbe un problema. Per quanto riguarda chi sceglie i referenti provinciali, allora come ho detto precedentemente, in questo momento esistono già dei referenti, però ogni provincia in piena autonomia è libero di rivotare il proprio referente. L'importante è che questa cosa venga comunicata, anche perché in qualsiasi caso la lista dei referenti con i relativi contatti fino adesso è sempre stata online, sul meetup regionale dove c'è scritto pagine, voi cliccate e trovate organigramma, con una specie di organigramma dove voi trovate il file con i referenti provinciali e i contatti, il file con la redazione che si occupa della gestione del sito con i contatti, il file con i grafici e via dicendo. Grazie, questo è tutto. Valeria. Ragazzi, scusate, siccome la riunione non è finita, se non siete interessati siete pregati di andare fuori, altrimenti vi sedete e seguite la discussione. Grazie. Prego, buonasera. Allora, io voglio esulare un attimo perché io devo dire quella che è la mia rabbia, perché il discorso che viene fatto da grandi città come Palermo e Catania, sinceramente mi sembra un attimino da, com'è che si dice, quelli che difendono. A parte questo comunque di campanilismo, mi sa di campanilismo becero, perché che mi viene detto che Palermo non ha gli stessi problemi di Villa Rosa e Gela, io mi faccio una grande risata, perché Villa Rosa, gli abitanti di Villa Rosa, e scusate se prendo esempio di Villa Rosa, sicuramente non avranno la stessa mentalità che c'è all'aperto e a Palermo, che hanno la mentalità fresca, quindi uno che a Villa Rosa si sbatte per il movimento lo fa 3 volte tanto rispetto a quelli di Palermo. Ora, se è vero, poi secondo me se dobbiamo fare il discorso di chi deve avere il diritto di voto, allora scusatemi, ma io questa cosa la devo dire, dobbiamo andare a vedere chi si è impegnato per la campagna elettorale e chi non si è impegnato, perché altrimenti ragazzi scusatemi, io questo non ci sto più, perché mi sembra che non tutti i gruppi si siano impegnati nello stesso modo, punto. Poi un'altra cosa, se proprio vogliamo tagliare la testa al toro, visto che ci sono certe città che hanno certe donnine che devono fare sempre per gli affari loro e che in questi anni si sono divisi in 2, 3, 4 meetup e non è colpa nostra se hanno 4 meetup, facciamo votare allora per ogni città e scusate il termine volgare, si acclassano e votano uno per ogni città, perché non è colpa mia se a Catania, a Palermo e che ci sia ci sono 3 meetup. Scusate per la volta ma sono impazzata come una bestia, perché io perdo il pomeriggio a sentire cazzate. No, scusa, io devo parlare. No, ma no, ti sto dicendo proprio perché, proprio per quello che dici tu, non essere prevenuta, perché questa è democrazia partecipata, non so se sono stato chiaro.
ci sarà naturalmente la possibilità, visto che dobbiamo comunque sintetizzare a livello regionale, poi a livello dei singoli meetup, di inserire anche un parere circa quello che appena hai detto tu. E questo perché è la democrazia partecipata e non la prevenzione, perché qualcuno viene da Catania o qualcuno viene da altro posto, non so se sono stato chiaro. D'accordo? È troppo semplice dire, scusami, infatti gli interventi più megalomani li fanno sempre quelli che vengono alle città metropolitane. Siccome io sono di Palermo, allora penso che Palermo deve avere 4 voti, perché io allora, no, non si fa così, non si quantifica il diritto di voto di una città in base a quelli che, perché altrimenti io domani mi esco che a Caltanissetta non siamo 60, siamo 600, e siccome arrivato a questo punto io metto in discussione la buona fede delle persone, scusatemi, ma io questo ragionamento non lo faccio. Per quanto riguarda i referenti provinciali, volevo dire che anziché andarci a fare sempre le chippe mentali sul il referente, sì, e devo mandare l'email al referente provinciale lo scrive agli altri, non possiamo fare una mailing list. Il mailing list, quando il discorso non conviene siamo fuori tempo. Anziché complicarci non dobbiamo essere qualunquisti, però sto trattando adesso il termine. E allora vedi che l'hai detto tu stessa? Allora vedi che l'hai detto tu stessa? Noi ti stiamo, noi ti stiamo ascoltando, ma stringi in 30 secondi, d'accordo? Adesso che hai fatto la tua promessa, posso dire una cosa, Claudia, anziché, questa è una proposta, scusate, arrivano da voi, anziché avere tu che vabbè, qui per te la mail del referente provinciale lo gira, facciamo una mailing list che è una giornata, una volta al mese, in modo tale che chi deve mandare i comunicati stampi li invia direttamente a 700 persone, anziché avere cariche su cariche. Visto che siamo stati Sono Paolo Buda, Caltagirone. Volevo allacciarmi un po' a questi due discorsi che sono stati appena fatti. Io partirei dall'inizio, cioè nello staff, nel blog di Beppe Grillo è chiaramente scritto che le province non hanno nessun riferimento per il Movimento 5 Stelle. Vale a dire, noi non ci presentiamo alle provinciali, le province hanno solo il senso nella fase elettorale, quelle che sono per poter indicare i candidati e seguire le liste, ma adesso la vita del movimento deve essere diretta. Noi abbiamo la fortuna di avere 15 persone elette all'ARS e io come meetup di Caltagirone, così come può essere quello di Calascipetta piuttosto che dell'ultimo paese minuscolo della Sicilia, deve rapportarsi direttamente con la regione. Quindi appoggio il fatto di creare una mailing list che va direttamente dalla regione ai meetup, dai meetup alla regione. Le province non sono semplicemente un ulteriore filtro che non serve a niente, che non è stato dato un mandato da nessuno in tal senso, soprattutto dal Movimento 5 Stelle nazionale. Leggetevi lo statuto e il programma. Grazie. Scusa Buda, il nome me lo ricordo? Paolo, volevo chiederti una cosa, ma la mailing list è composta di una mail per gruppo o una mail per attivi o simpatizzanti attivisti? Se ho altri 15 secondi di tempo posso dare la mia idea. La mia idea è quella che ogni meetup deve avere un referente locale che poi deve girare l'informazione agli iscritti del meetup tra gli attivisti, perché lì nasce poi l'equivoco tra attivisti, simpatizzanti e infiltrati. E la comunicazione a quello regionale avviene attraverso la regionale, esatto, una mail per gruppo che va al gruppo regionale che avrà la possibilità di inserire 3-4 persone che si occuperanno della comunicazione, perché chiaramente noi ci rapportiamo con la regione solo esclusivamente per quelle che sono informazioni legate all'attività politica regionale. Per le attività locali è un altro discorso. Noi sono ore che siamo qua dentro, però non ci scandalizziamo. Non è in quel senso, in senso positivo lo dico, perché la democrazia è una cosa lenta, ragazzi. Purtroppo non pensiamo di risolvere le cose con un'alzata di mano o prendere delle decisioni in un'ora, in 2 ore, perché ci vogliono giorni.
Se noi siamo qua ora è per discutere, purtroppo lo dobbiamo fare. Dovremmo sempre di più spostarci su internet, però purtroppo io sono convinta che gli incontri servano e dureranno sempre tanto, non ci scandalizziamo che una riunione duri 5-6 ore, perché la democrazia è una cosa lenta e per me potrebbero durare fino a stanotte, perché alla fine bisogna arrivare alla soluzione più condivisa possibile, non a sì, no, chi dice sì e chi dice no. E qua mi collego al discorso che faceva anche Valeria: perché i meetup non possono essere considerati in modo uguale? Perché i meetup sono fatti da una quantità di persone diverse. A me non interessa se è Palermo, se è Catania, se è Villa Rosa, Carrapiti o qualcos'altro. A me interessa il numero di persone che ci sono dentro e il fatto che ognuna di quelle persone vale una. Noi perché utilizziamo liquid feedback? Per eliminare il sistema della maggioranza e minoranza. Cioè, se noi facciamo valere un meetup di 10 persone come uno, noi anzi un meetup di 100 persone come uno, noi annulliamo completamente, magari una votazione che è fatta 51 a 49, noi annulliamo completamente la votazione di 49 persone che sono almeno la metà di quel meetup. Sì, sto parlando degli attivisti, Comunque il fatto è questo, aspetta Valeria, fammi finire, è considerare le persone, non le città, non me ne frega niente delle città. Dobbiamo implementare un sistema che permetta di valutare allo stesso modo il voto di tutti, ognuno vale uno, proprio nel senso che il mio voto deve valere esattamente come quello di chi vale a Palermo, esattamente di quello che vale a Villa Rosa. Per questo il sistema del meetup non funziona, perché è truccato, così come sono truccate le votazioni in assemblea, così come sono truccate le votazioni fatte perché uno sa parlare, perché uno non sa. Qual è la soluzione? Se il meetup tu mi insegni che non ha la stessa valenza, qual è la soluzione? Allora, la soluzione per esempio noi a Catania, la soluzione è il liquid feedback intanto, perché il liquid feedback tu hai una lista di votanti, non c'è provincia, non c'è città, tu hai semplicemente una lista di votanti, ogni voto vale uno e chi si è visto, voglio dire, non ci vedo nulla di difficile. Lo trucchi molto di più il sistema se fai votare ogni meetup, perché là stai annullando il voto di centinaia di persone. Noi per esempio a Catania in questo momento ci stiamo organizzando, ci stiamo organizzando, siccome il liquid feedback, e qua faccio un appello a tutti voi, non è immediato come programma, però è sicuramente il futuro. Ragazzi, dobbiamo saperlo utilizzare, dobbiamo saper sperimentare, dobbiamo sapere anche accettare di sbagliare, quindi cominciamo ad utilizzarlo, facciamo come stiamo facendo a Catania dei corsi per utilizzare il liquid feedback, perché se diciamo che siamo il cambiamento dobbiamo usare anche degli strumenti nuovi, se sono difficili impariamo ad usarli. Chi decide chi deve entrare dentro liquid feedback? Io penso che debbano decidere tutti i meetup, ogni meetup decide i suoi attivisti, perché secondo me no, purtroppo, allora vi dico solo come siamo organizzati a Catania in questo momento. Abbiamo discusso, anche se ancora non si è votato perché il documento era questo, che ogni meetup decide dei suoi attivisti. Per un primo momento cerchiamo di utilizzare Model Ballot come votazione, che è la stessa identica cosa, cioè ogni referente di ogni meetup ci manda una lista di attivisti, vengono caricati su Model Ballot fino a quando non sarà implementato appieno il liquid feedback. Una volta che avremo il liquid feedback potremo utilizzare quello e abbandonare Model Ballot, che è un sistema simile, che non è, qua non è maggioranza e minoranza, ma è secondo preferenze. Il sistema di detto che è telematico, che purtroppo sembra che dovrebbe essere interno sostenibile di questo movimento, molte volte si rivela uno strumento di difficoltà. Però se c'è una volontà di voler anche semplificare, rendere semplice questo strumento per la comunicativa tra di noi, si può fare anche un passo in tal senso. L'importanza di questi strumenti è notevole, perché non è che dovrebbe essere un fine solo a se stesso, a quella impararsi solo a comunicare con questo strumento,
perché sembra che potesse essere il fatto che predomina che noi abbiamo una maniacalità sulla strumentazione digitale. Noi riconosciamo che è uno strumento valido e che purtroppo ci consente di poter comunicare anche a distanze notevoli. L'importanza è anche pure grande, perché da questo non deve nascere, dobbiamo perdere molto tempo a imparare questi strumenti vecchi e nuovi, specialmente per un adulto anche come me, perché guarda questo movimento con entusiasmo, però siccome non ho la stessa dinamicità che hanno i miei figli, che avete voi, che hanno tutti i giovani, mi trovo quasi un po' in difficoltà. Noi dobbiamo andare oltre questi strumenti di digitalità, perché da questo noi avendo 15 deputati dobbiamo legiferare delle leggi sull'occupazione giovanile, sull'occupazione degli adulti, sull'occupazione, dobbiamo vedere se possiamo fare una legge sui lavori socialmente utili. Di questo non ho sentito parlare, io ho una mattinata che sento parlare di computer, signore. I cittadini si aspettano qualcosa che riguarda tutti, un'attività che sono tutte le persone, i lavori socialmente utili, le cooperative, servizi sociali, sulla sanità, sull'agricoltura, fuori tema, questo è giustissimo, però non è il tema, abbiamo superato il tempo. Guarda, naturalmente i temi sono molto importanti. Se dal punto di vista della piattaforma è stato votato in quel modo per quanto riguarda questi 3 punti, adesso possiamo chiudere e andiamo all'intervento successivo, altrimenti non riusciamo a concretizzare. Ma iscriviti e poi parli tu. Che te lo chiedo all'ultimo tempo, fallo parlare. Quindi siamo in assemblea, non è una cosa singolare. Non è una cosa singola, e gli altri hanno deciso che non è una cosa importante. Quindi da questi incontri, perché prima digitale e poi fisici, dovrebbero nascere i presupposti, quindi non perdere molto tempo sulla telematica, sulla digitalizzazione, ma occuparsi anche di programmi nelle province, nelle regioni, nei paesi, nei comuni. Questa è la mia intenzione ed è il mio praticare per comunque che più mi preoccupa. Di Pasquale. Allora, io volevo rispondere a Giannina Ciangio, dov'è? Ok. Allora, il problema è del fatto che tu dicevi 100 attivisti, vieni a di meno, qua si sta parlando che cosa viene deciso, perché se dobbiamo decidere una riunione e il posto della riunione, ad esempio, e tu mi dici gli attivisti, è normale che Catania e Palermo vincono. Ok? Quindi se parliamo di una decisione a livello di programma, a livello di proposte di programma, ok, ma se dobbiamo decidere anche un piccolo regolamento regionale, che secondo me ci vuole, perché vedo che comunque la riunione va avanti ma non si è mai comunque decisa, alla fine non abbiamo deciso nulla stasera. Non si deve decidere nulla, ma dobbiamo dare i presupposti per decidere qualcosa. Se dobbiamo decidere un criterio di votazione, e questa votazione a mio parere si deve fare una provincia, un voto, ma per quanto riguarda le assemblee regionali, ma per quanto riguarda per esempio un problema territoriale, se c'è un problema, che ne so, a Bagheria, se lo risolve il problema di Palermo con la provincia, e votano solo loro, inutile far votare tutti i meetup. Questa è la mia proposta, cioè a livello territoriale ogni provincia si vota tipo se c'è una provincia. Ok, per quanto riguarda invece se dobbiamo regolarizzare l'assemblea, che non è stata mai regolarizzata a livello anche di comunicazione, noi a Ragusa abbiamo ogni meetup un referente comunale, ma solo a livello di coordinazione per quanto riguarda le comunicazioni, cioè arrivano l'email a me, io vi giro ogni meetup di Ragusa, cioè questo è il meetup locale di Ragusa, così faccio, cioè non so se gli altri fanno così, ogni meetup ha un piccolo suo regolamento, cioè la mia proposta è fare un regolamento regionale leggero solo per quanto riguarda la votazione, la struttura e le comunicazioni, come parlava prima Claudio, tutto qua. Io penso che i meetup si dovrebbero occupare del territorio dove operano, va bene? E gli attivisti si dovrebbero occupare di tutte le questioni che ci sono. E quindi
I meetup servono a certificare se una persona è un 5 Stelle, un attivista, e a fare un programma per il territorio dove sono. Per il resto delle questioni, ogni attivista è un attivista, uno vale uno, dice il movimento. E quindi non c'è una votazione di meetup, di provincia o di regione che dice che possa prevaricare quello che vuole l'attivista. Non si deve prevaricare, non può essere così l'organizzazione del Movimento 5 Stelle. L'organizzazione del Movimento 5 Stelle deve essere una cosa che il meetup si occupa del territorio dov'è, si occupa di fare il programma delle cose che gli riguardano, certifica, dico, se una persona è degna o può entrare o è un mafioso che faccio soldi e quindi non deve entrare dentro il movimento e deve essere aiutato dagli altri a fare questo. Dopodiché per tutte le questioni importanti di indirizzo politico generale che riguardano, diciamo così, anche questo punto all'ordine del giorno, cioè su come votare i referenti provinciali per esempio, ogni singolo attivista o è in maggioranza nel meetup o è in minoranza vota sulla piattaforma Liquid Feedback, che a questo punto dice qual è la volontà del movimento complessivamente, va bene? Quindi io questa assemblea, per dire che non è fallita, dobbiamo chiedere una domanda binaria, semplice. Volete che continui il meetup o volete che continui gli attivisti? Va bene. Mi dispiace che siamo rimasti pochi. Io ho ascoltato il ragazzo di Palermo, ho ascoltato Fabio Di Gela, il ragazzo che indicava il manifesto dicendo uno vale uno, ma no, però nella ponderazione, quindi Villarosa meno di Palermo. Ragazzi, io penso che già l'abbiamo fatto quel tipo di scelta. Abbiamo votato il seggio rimanente col discorso che un meetup dava un voto, perché all'interno del meetup veniva discusso, veniva votato con la regola del 50% più 1. Abbiamo fatto questo tipo di ragionamento, dobbiamo continuare in questo, perché se no mi fa pensare il palermitano, che Palermo conta di più, Catania conta di più, quindi c'è la rincorsa a certificare attivisti e domani, scusate, spuntano a Caltagirone 2000 attivisti, perché se questo è il peso, allora dovevano arrivare a Palermo 9.000 voti, no? 8.000 a favore della territorialità, 500 astenuti, questo no? Giusto? Perché se no facciamo come diceva l'altro signore, cioè le tessere false dei partiti diventano gli attivisti falsi, perché io domani prendo mio fratello e il meetup già è attivista, mi salta pure la regola dei 3 mesi perché mi serve per pesarmi, allora la regola del 1 vale 1 mi deve tutelare a me, mi deve far dire che il mio voto a Villarosa valga quanto il mio voto a Palermo. Perché pensate che non è democratico fare votare così? Ce l'abbiamo fatta, punto. In omaggio del meetup Montesicani di Cammalata San Giovanni di Geli, in questo momento è questo il termine che si sta diciamo, attivando per far nascere, chiamano un sottomeetup, ma comunque sta per nascere. Il nostro meetup è un po' anomalo rispetto agli altri meetup che parlano di città, di paese. Noi siamo un meetup appunto Montesicani che dovrebbe raggruppare, mi auguro che succeda il più presto possibile, 21 comuni di 3 province, Palermo, Agrigento e Caltanissetta. Quindi significa che questo benedetto meetup, anche perché la mia realtà è piccola, molto piccola rispetto a 8.000 o 15.000 abitanti, io faccio parte di un popolo di 5.000 abitanti che va a scemare ancora di più perché ci sono moltissimi migranti giovani che se ne stanno andando. Io voglio contare per il mio piccolo, per il mio meetup, che è formato di 21 comuni, ma perché per adesso è 2-3 comuni, sono 2-3 comuni, piccole entità, per cui ho necessità non di valere uno come vale Palermo, perché chiaramente Palermo, Agrigento, molti di voi sapranno pure la storia di Agrigento, dove ci sono già 2 meetup, assurdo, o creiamo ma vabbè, non sarà Agrigento, sarà Palermo che ce ne sono 2 meetup, o creiamo l'opportunità attraverso un regolamento che è
dovrebbe nascere da questa assemblea, a cui dovrebbe dare questa assemblea, dovrebbe dare a qualcuno un compito attraverso un gruppo di lavoro, stilare un regolamento per far sì che finalmente possa essere regolamentato sia il meetup a livello regionale sia il meetup a livello locale, ma attenzione, senza tutti questi sfacciamenti, senza tutte queste nascita 5, 6, 7 meetup in una città, è assurdo. Il meetup è uno. Perché? Perché la politica, perché quello che dobbiamo fare è il rispetto al territorio, per cui vale Viterbo, per cui Palermo vale per il suo territorio, anche se è un solo meetup, Cammarata vale per il suo territorio, anche se è un solo meetup, perché è molto piccolo rispetto a quello di Palermo. Ma il senso comune della politica è appunto prevenire e dare risposte al proprio territorio. Grazie. Leo. Scusate. Allora, forse non sono stato chiaro prima nel spiegare un po' le mie motivazioni. Volevo sempre collegarmi al discorso del signore. Mettiamo Catania, che se lo diciamo sempre Palermo. Se Catania ha 3 meetup, un domani quando andranno alle amministrative, quale meetup verrà certificato? Tutti e 3 o uno solo? Quindi cavoli, non ci posso fare niente, punto primo. Punto secondo, io che sono di Gela, che faccio parte di un contesto di 100.000 abitanti, non si sa perché voi per tutelare invece i comuni quelli piccoli, cioè dovrei farlo invece il cosa al contrario, no? Ora voi, Gianina, col discorso di fare, dice, perché io posso capire, dice, ma noi in effetti siamo una città di quasi no, non comprendo, ma io voglio capire quello che dici tu, cioè è normale che Catania e Palermo sono una grossissima realtà, io posso anche darti ragione, però quello che voglio dire io, tu stai creando la spartizione, la divisione tra i grossi centri e i piccoli centri, non ti appoderanno mai quella cosa. Punto secondo. Punto terzo, tu parli di attivi, io dico questo, se ogni città ha un voto, qui mettiamo anche sullo stesso piano tutti. Punto primo. Se tu invece non metti su questo piano e dici no, dobbiamo fare votare gli attivisti, e allora Gianina ti dico una cosa, non mi sei chiaro, gli attivisti di Catania li sceglie Gela, perché se li porti tu gli attivisti di Catania, chi ti controlla a Catania quando attivisti porta? Parli una Villa Rosa e si porta 500 attivisti, o diamo un sistema, togliendo tutte le città, un regolamento regionale dove siamo tutti sotto l'occhio di tutti. Allora vi dico, secondo me Gianina per esempio, siccome ha partecipato a questo, ha i requisiti per essere un attivista e per avere un diritto al voto. E allora si può sfruttare quel sistema. Però non mi dire, siccome a Palermo io dico che mi porto il mio elenco, ma che siamo pazzi, mi porto il elenco, Gianina, allora diciamo me ne porto 10.000. Chi lo decide il discorso di quanto attivista? E chi lo decide chi è attivista? Io rispetto a questa mattina ho finito alle 5 di mattina per lavorare, sono o non sono un attivista? Ma lo sa Giuseppe, ma tu di Catania non lo sai. Quindi dobbiamo mettere sullo stesso piano tutti, dal comune di 1.000 abitanti, dal comune di 6 milioni. E non lo sarà. Grazie. Adesso intanto ringraziamo tutti per gli interventi, noi che siamo stati qui fino all'ultimo, ringraziamo l'organizzazione di Gela e Giuseppe che è qui accanto a me. E dal punto di vista delle indicazioni emerse questa sera del regionale, il regionale invierà, così come è emerso, oltre alle indicazioni di come votare per il liquid feedback, anche un suggerimento per la parametrazione della modalità di voto, se per testa o per gruppi, a livello appunto di scambio di idee con i diversi attivisti già dai vari meetup per ora certificati. Grazie a Gela e Giuseppe. Allora, grazie ad Angelo Di Contra che si è arrogato la responsabilità di fare da moderatore. Noi, dandomi il presento per l'ennesima volta, sono Giuseppe Lomoro, che è portavoce del gruppo locale di Gela. Io volevo dire una cosa, abbiamo organizzato questa assemblea per incontrarci e per fissare un punto di partenza per ricominciare a ricostruire di nuovo il meetup o il
gruppo siciliano, il Movimento 5 Stelle Sicilia. Perché? Perché prima delle elezioni, prima del successo del Movimento 5 Stelle, eravamo in 20, 30, 40 a decidere e a mettersi d'accordo su quali sono le regole delle votazioni, e quindi adesso abbiamo un problema di riorganizzazione, perché dopo le due riunioni regionali che hanno dimostrato una partecipazione maggiore e abbastanza numerosa, abbiamo ora un problema di organizzazione. Quindi questo era solo un punto di partenza, per questo oggi non si è votato, non si è deliberato, perché non ci sono i presupposti per decidere. Non possiamo decidere perché non sappiamo chi sono gli attivisti, chi dovrebbe avere il diritto al voto, qual è la tecnica, qual è il pensiero di poter individuare le persone che non sono infiltrate, quelle persone che veramente cercano il bene e la crescita del movimento. Quindi io ringrazio ancora tutti per aver partecipato, e per chi un po' più appassionatamente e chi in una maniera un po' critica ha partecipato e ha potuto dire la sua. Il problema dei 2 minuti, dei 3 minuti è per dare la possibilità a tutti di dire la sua, ma io mi auguro che gli strumenti che abbiamo a disposizione, come il Meetup Sicilia, i gruppi Facebook, le email, i forum, vengono usati per fare delle proposte e per risolvere dei problemi. Invece che cosa succede? Succede che nei forum, nel Meetup siciliano si fanno solo delle critiche al movimento e all'organizzazione, ma vi ricordo che quando fate una critica all'organizzazione vi state facendo un'autocritica, perché se vi sentite parte del movimento dovete usare la rete per poter convogliare tutte le vostre idee e tutti i vostri dubbi, perché ho visto sul Meetup che ci sono persone: questo non è un movimento, questo è peggio di un partito, però così non si costruisce niente. Noi siamo chiamati a costruire il movimento a livello nazionale, a livello regionale, a livello locale, quindi vi prego di risolvere prima i vostri problemi a livello locale, nella vostra città, perché se la base e il gruppo a livello locale funziona, tutto si trasferirà anche a livello regionale, perché qui ho visto persone che mi chiamavano magari a parte personalmente che non sono d'accordo con l'altro meetup o che neanche si riconoscono con il meetup della propria città. Quindi il problema è a livello locale. Io vi posso portare l'esperienza del mio gruppo qui a Gela, è un gruppo che da 2 anni lavora per proporre, per denunciare, per portare delle soluzioni, e siamo un gruppo che si è auto-organizzato, si è dato delle regole certe, perché se dal meetup locale non si riesce a individuare chi sono i veri attivisti, quali sono le problematiche, quali sono le proposte che porta avanti il gruppo locale unito, perché se non siamo uniti a livello locale non lo saremo mai a livello regionale. L'ultima cosa e chiudo: ho sentito parlare di Palermo, Catania, Gela, Caltanissetta. Io questa cosa sono stufo, qua stiamo parlando a livello regionale, stiamo parlando di Sicilia, non c'è Catania, non c'è Palermo, non c'è nessuno che va contro nessun altro, dobbiamo solo decidere di mettere le regole e di rispettarle. Il problema di Palermo, Catania, queste sono discussioni che vengono fatte dal 2008-2009, quando eravamo 20, ora che siamo 400 avremo sempre problemi, quindi dobbiamo mettere una regola, deve essere accettata, e lavorare e prendere come punto di partenza questa regola. Quindi vi faccio un appello: lavorate a livello locale, abbiamo i 15 che sono alla regione, all'Arse, e abbiamo i gruppi locali. Dobbiamo cercare di costruire il nodo centrale per poter trasformare le proposte locali in proposte regionali. Questo è il lavoro che ci spetta da qui in avanti, quindi a giorni, questa settimana, i vecchi referenti provinciali manderanno a tutti i gruppi locali la proposta di organizzazione, e i gruppi locali dovranno, se non sono d'accordo,
di fare un'altra proposta che poi la voteremo. Ci dobbiamo confrontare nella rete, siamo nati nella rete, operiamo a livello locale, a livello del gruppo locale, quindi vi invito a organizzarvi bene con regole certe a livello locale e individuarvi tra di voi, perché se no non sappiamo con chi dobbiamo interloquire a livello locale, con Agrigento o con un altro paese dove ci sono 4-5 gruppi che sono formati da 3-4 persone, 5 persone. È normale che un gruppo locale con 4-5 persone non può dire la sua, a mio parere. Io sono Giorgino Avanzato delle tappe di Canicattini. Io dico, tu hai detto adesso che il problema si pone solo a livello organizzativo. Cioè, voi eravate di meno all'inizio, qualche mese fa, no? Dopo il grande successo che c'è stato, si pone necessariamente un problema organizzativo e quindi il discorso organizzativo deve tenere conto delle grosse realtà come Palermo ad esempio. Io secondo me dico, bisogna stabilire un numero all'interno di una grande città come per circoscrizione, che il problema organizzativo si pone, necessariamente si pone il problema organizzativo, non so se sono stato chiaro. Poi ho notato, c'è una cosa che volevo dire, la differenza tra attivista e simpatizzante, questo deve essere un discorso che deve essere risolto a livello locale, certamente, sulla base anche delle presenze, perché se io sono qua, qualcuno deve certificare che io sono qua, come nelle varie riunioni che frequentemente vengono fatte all'interno locale, nel mio paese, va bene? Quindi è un qualcosa su cui si va a documentarci, no? sulla fattività, sull'attivismo di una persona o meno, e quindi diventa facile distinguere se è un attivista o un simpatizzante. Poi dico, l'attivista ha il potere anche di poter votare, certo, ma se ne conquistate, insomma. Grazie. Chiudiamo per Ragazzi, stiamo chiudendo e vi faccio l'ultimo appello prima che uscite e ritornate a casa. Questa bandiera, già ci sono stati i ragazzi di Niscemi che hanno fatto il loro appello. Questa bandiera è un argomento che riguarda tutti noi, la Sicilia e anche il mondo, perché questa bandiera rappresenta l'arroganza di un paese estero a installare tre antenne che comunicheranno con i singoli mobile user object system, praticamente comunicherà con le singole unità dell'esercito americano. Questa cosa non è né un accordo NATO né un accordo con le Nazioni Unite, questo è un accordo unilaterale degli Stati Uniti d'America, quindi noi saremo soggetti alle decisioni che prenderà gli Stati Uniti d'America, decisioni di politica estera. Quindi ci sono dei ragazzi che stanno dormendo notte e giorno, che fanno dei turni per poter vigilare le strade che portano alla superetta di Niscemi, che è una riserva naturale, per evitare l'ingresso di una mega gru che permetterà l'installazione delle parabole sopra i supporti di queste antenne. Quindi abbiamo ancora una possibilità perlomeno di ritardare quest'arma micidiale. Vi ricordo che il costo di quest'arma è costato 6 miliardi di dollari, quindi se non siamo uniti e non batteremo l'interesse economico che abbiamo, che hanno dato alla regione siciliana e al ministro della difesa italiano, saremo costretti a sottostare alle decisioni di politica estera che prenderà un paese estero. Quindi vi invito a partecipare a livello sul sito numus.org e se è possibile dare la vostra vicinanza e dimostrare vicinanza e interesse sul tema NUMUS. Grazie ancora, vi auguro un buon ritorno, un buon ritorno. Grazie.